Marraffa in seconda posizione con Veronica Lucchese davanti, 31,42. Lucchese ottima specialista di dorso e misti, ottima interprete anche dello stile libero, è stata infatti ai piedi del podio con la 4x200 stile libero ai campionati europei juniores del 2013. Ha conquistato 2 ori e 2 argenti in Coppa Komen con la nazionale giovanile. Ha vinto per 7 volte i campionati italiani giovanili con un bottino totale di 18 medaglie tra giovanili e categoria. Lucchese 1,07,28 davanti a Marraffa e Frigo. Andrea Frigo in 1, Vanessa Pesce in 2, Jessica Marraffa in 3, Veronica Lucchese in 4, Eleonora Casarotto in quinta corsia. È la campionessa italiana giovanile della Rana, dovrebbe rientrare in questa parte di gara. Così sta facendo, addirittura attacco alla Lucchese e passa al comando la Casarotto, che ricordiamo è stata 2 volte bronzo di staffetta. Notando le qualificazioni delle staffette 4% stile libero e 4% mista ai campionati europei juniores del 2014. Bortolussi in 6, Borroni in 7, Baggio in 8 in questa terza batteria femminile con la Casarotto che sembra riuscire a condurre fino alla fine questa gara. Vediamo la Lucchese se rientrerà nel finale in caccia solo della qualificazione. Casarotto ai giovanili, 2 ori, 50 e 100 rana, il bronzo nei 200. Attenzione anche al ritorno di Jessica Marraffa con la Casarotto che conclude in 2,23,80, Marraffa 2,24,29, Lucchese 2,25,43.